anche a coloro che sono collegati da remoto. In particolare un saluto alla dottoressa Alessandra Stefani, direttore generale delle foreste del Ministero per le politiche agrarie, alimentari e forestali. Ecco, con l'iniziativa odierna riportiamo l'attenzione sulla storia delle montagne venete, storia moderna ma soprattutto contemporanea, e poniamo attenzione anche sulle condizioni presenti e sulle sfide che il prossimo futuro ci riserva. Ricordo che i temi che andiamo ad affrontare questo pomeriggio sono stati accolti con molto favore da parte di numerosi studiosi accademici, da parte di ricercatori, anche da professionisti, e che sono stati apprezzati, approvati dalla Direzione Cultura della Regione del Veneto, nell'ambito dell'accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione del Veneto per la valorizzazione dei territori colpiti dall'evento Vaia, in memoria della Grande Guerra. Anzi, ricordiamo che oggi è il 29 ottobre, è il giorno di Vaia, sono trascorsi 3 anni. 3 anni, appunto, 2018-2021. Come è noto, un evento straordinario, la tempesta Vaia, che ha schiantato milioni di piante, forse 12, forse di più, e ha portato enormi rovine. Ora abbiamo anche il bostrico, questo coleottero insidioso che incide sullo stato di salute della coltre boschiva e continua, silenzioso, a far morire soprattutto gli abeti rossi, in un'opera di annientamento e di disfacimento appunto del manto boschivo. È impressionante, se noi prestiamo attenzione andando nell'altopiano di Asiago, anche in Lessinia, nell'Alta Lessinia, per non parlare poi della realtà feltrina e bellunese, vedere questi ciuffi di abeti che sono rinsecchiti, morti, in mezzo al bosco ancora verde. La Fondazione, che nei mesi trascorsi ha portato ad evidenza la questione della protezione civile, del volontariato e dei servizi sociali dopo Vaia, che ha coinvolto, riunito numerosi studiosi delle varie università del Veneto e ha riunito anche numerosi sindaci delle valli devastate. Sto pensando a Roccapietole, Livinalongo, San Tommaso, Taibon Agordino e quindi della valle di San Lucano, Auronzo e poi l'altopiano di Asiago, da Enego appunto ad Asiago. E poi ancora la Fondazione ha analizzato recentemente in questa sala la questione del turismo nel tempo dell'emergenza, un turismo che deve essere ora, come dire, leggero, come si dice, emozionale, sostenibile. E poi oggi qui con questa tavola rotonda poniamo un altro tema importante, il tema delle foreste e del sistema forestale relativamente al 2020. Questa tavola rotonda vuole essere espressione, ci teniamo molto e sottolineo, espressione di un impegno civile, non tanto accademico. Deve essere, come dire, aperto questa iniziativa anche alle conseguenze che si riverberano nella società civile. Un impegno in realtà che è destinato a coinvolgere numerose discipline. Pensiamo alla storia, all'economia, anche alla demografia, la meteorologia e poi le politiche pubbliche di rango nazionale e di rango regionale. Il tema quindi delle foreste interessa molto, dicevo, soprattutto dopo quanto è successo nel 2018. È un tassello importante questo, un tassello di una narrazione che analizza il passato. È un impegno nostro come studiosi della storia,
analizza il passato, riflette sul presente e poi volge lo sguardo al futuro e alle sfide che il futuro ci riserva. Sono sicuro che i relatori, che ringrazio sinceramente, offriranno a tutti noi elementi di conoscenza, motivo di confronto e di riflessione. Ecco, questa è un'altra grande prospettiva, quello del confronto, della comprensione, dell'analisi, della ricognizione dei problemi che stiamo per affrontare. È chiaro che oggi, questo pomeriggio, non si esaurisce la complessità dei problemi delle montagne, ma è un passo in avanti, è un punto di partenza, se volete, per una serie di iniziative che si svolgeranno nel 2022 e nel 2023. Abbiamo una grande ambizione per la fine del 2022 o inizio 2023, vale a dire un convegno internazionale, interdisciplinare poi, sull'arco alpino come cerniera tra Europa continentale e Europa mediterranea. Non soltanto il Veneto, ma abbiamo anche il versante francese, quello svizzero, austriaco e via via sino a quello sloveno. Io direi che il nostro discorso va dalle Alpi marittime a quelle Giulie. Ecco, è un tema questo che ci impegna, ma daremo tutte le nostre risorse, tutte le nostre, come dire, tutto il nostro impegno per portare a termine questo programma. Ma poi non vogliamo limitarci soltanto a questo aspetto pubblico, ufficiale, internazionale. Poniamo in evidenza altre questioni, altri capitoli della nostra programmazione, ad esempio le acque e il loro uso multiplo nelle montagne. E il dopovaia, quali boschi per le montagne venete? Ecco, un altro tema importante, forse già oggi si cercherà di dare qualche suggestione. E poi il turismo sostenibile, il turismo emozionale, come vi dicevo prima, lungo i sentieri degli altopiani veneti. Noi dobbiamo ricordare che abbiamo nel Veneto 902 sentieri e 4.513 chilometri. Quindi è una ricchezza straordinaria, è un patrimonio che va salvaguardato, che va difeso, valorizzato, coinvolgendo, direi, soprattutto i giovani. E poi altri temi che stanno nel nostro cuore, nella nostra volontà di comprensione e di studio. Il cambiamento climatico, le sue conseguenze, che ruolo ha nelle nostre montagne? È un evento oramai universale, planetario, e allora dobbiamo riflettere necessariamente anche sull'impatto che ha nelle nostre valli, vallecole e altopiani. E la questione dello spopolamento, la questione del crollo demografico e poi contestualmente a questo o correlativamente la pianura che ha conquistato la montagna, si dice, la pianura con il suo stile, la pianura con i suoi standard di comportamento, col suo processo di sviluppo economico, ha conquistato la montagna e forse questo è un altro aspetto che ci fa riflettere. E ancora il tema che coinvolge qui il mondo della scuola è quello appunto delle attività educative, ma anche delle attività ricreative nei boschi, i parchi avventura, i musei in bosco, l'arte nel bosco. Ecco, vedete come continua a ampliarsi sempre di più il nostro interesse. È un interesse che richiede l'impegno di molte persone, ecco, non soltanto di quel piccolo gruppo di ricercatori che ruotano attorno alla Fondazione. Dobbiamo dire che in questi mesi, da maggio in poi, e vedo tra il pubblico persone che sono state vicine a noi in varie iniziative, siamo riusciti a coinvolgere più di 100 persone nei nostri seminari, appunto come vi dicevo, dalla protezione civile alla riflessione sul ruolo dei sindaci e poi alla questione del turismo e oggi appunto le foreste. Ora io mi fermerei qui, ma vorrei citare soltanto una notizia che ho colto nella stampa di questi giorni, probabilmente ne parlerà la dottoressa Stefani.
Voi sapete che il ministro Gelmini, il ministro per gli affari regionali, ha presentato a varie associazioni, all'ANCI, una bozza di legge quadro sulla montagna. Ecco, dopo la legge del 1994, questa bozza, che si tradurrà in testo di legge, si presume in tempi abbastanza rapidi o comunque all'inizio dell'anno prossimo, pone in termini nuovi il ruolo della montagna. Ecco, montagna, terre alte. È una rivoluzione, è stato scritto. Poi vediamo concretamente come il testo sarà elaborato. Certamente è un cambio di passo soprattutto politico, perché la montagna entra da protagonista nell'agenda del governo, nel PNRR. Ecco, quindi è uno strumento normativo, questo, che creerà delle basi per affrontare questioni che comunque noi conosciamo, che abbiamo magari sperimentato o vissuto attraverso i nostri movimenti, le nostre vacanze anche in montagna. Il problema della marginalizzazione geografica della montagna, che non può essere però ancora marginalizzazione permanente. Ecco, questi sono grandi temi che devono essere affrontati. E poi la questione della coesione territoriale, delle aree svantaggiate, e l'altra questione che è interessante, della perimetrazione delle montagne. Voi sapete quanto è difficile nel nostro Paese indicare esattamente quali sono i confini di una determinata area, perché se parliamo di perimetrazione dobbiamo dire esattamente quali saranno i comuni interessati. Le questioni del passato con le comunità montane sono questioni che sono giunte a suscitare un interesse straordinario nella stampa, perché le comunità montane hanno coperto aree che talvolta montane non erano. Ecco, quindi un altro tema è quello dei sovraccosti in montagna, della fiscalità di vantaggio. Ecco, questi sono i grandi temi che saranno affrontati in questo testo di legge. Ora io mi fermo qui per naturalmente non togliere spazio agli illustri colleghi e relatori. Naturalmente porto il saluto anche del Presidente Paolo Scaroni, dei due vicepresidenti Dario Semenzato e Luigi Menegatti, e anche del dottor Domenico Corà, che è consigliere della Fondazione di Storia. Io devo molto l'iniziativa odierna, lo devo confessare, a Giustino Mezzalira. Noi ci siamo incontrati forse un anno e mezzo fa, perché ho invitato Giustino a partecipare all'elaborazione di un testo per un volume che uscirà a Natale, che si intitola Lessico delle montagne venete. Sono tasselli, tessere su alcuni aspetti importanti che uniti insieme daranno un quadro, a me pare, interessante. Ecco. E quindi in quell'occasione abbiamo potuto anche affrontare temi di comune interesse, e quindi quando è uscito questo volume interessantissimo, Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale, ho invitato Giustino e i collaboratori, i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, ho invitato appunto a essere qui per una presentazione pubblica. Io non sono specialista di questo ambito, ma vi devo dire che questo volume si legge con molto interesse, e ci dà un quadro talvolta anche dettagliato di vari settori forestali nel Veneto. Ecco, allora Giustino, io lascio la parola a te, ringraziando ancora tutti i relatori perché tu possa moderare e condurre i lavori di questo pomeriggio. Grazie. Penso bisogna spostare questa agenda, vero? Ok. Allora, eccomi qua. Grazie Filiberto per l'introduzione ampia che ha contestualizzato questo nostro incontro. Scusatemi, mi tolgo un po' di museruola, anche perché noi ricchi di vibrisse soffriamo particolarmente con questi aggeggi.
hai già detto come è nata l'idea. Effettivamente quella di oggi non è la presentazione del rapporto, è una presentazione del rapporto. Mi fa molto piacere che grazie a Fondazione di Storia possiamo presentarlo nel territorio vicentino, in questa illustre sede presso la Fondazione di Storia, e abbiamo capito quanto profonda è l'analisi che state facendo del territorio montano. Nella nostra realtà, come sappiamo, foreste coincide con montagna, perché nonostante gli sforzi di vedere qualche pezzo di bosco in pianura, siamo ancora lontani da poter dire che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Quindi ovviamente parlando di montagna, parliamo anche di foreste e viceversa. Il rapporto, l'hai ricordato, è un lavoro di Veneto Agricoltura. Io lavoro presso Veneto Agricoltura, dirigo l'area ricerca e mi occupo anche di gestione delle foreste demaniali della nostra agenzia. Noi gestiamo quel 4% circa di foresta veneta che è di proprietà della Regione del Veneto, e quindi una piccola percentuale della foresta veneta, però estremamente significativa. Come tutto il resto della montagna veneta e della foresta veneta abbiamo subito l'impatto di Vaia, e quindi quando parliamo di Vaia, foreste, i temi della ricostruzione, parliamo anche proprio in presa diretta per le scelte che abbiamo dovuto fare con la nostra amministrazione. Però adesso, venendo al tema, io oggi devo solo coordinare 4 interventi. Dico solo 2 parole di introduzione. È stato giustamente ricordato, siamo giusto a 3 anni da Vaia, e per noi forestali, tutte le persone, fra l'altro faccio una piccola premessa, tutte le persone che parleranno oggi sono dei dottori forestali, a partire da Alessandra Stefani, che veramente ringrazio di cuore per dedicarci del suo preziosissimo tempo, ai colleghi di Veneto Agricoltura, a Daniele Zovi, forse in questo momento il forestale del Veneto più noto che ci sia, anche visto alla sua nuova, questa specie di second life che lo vede girare per l'Italia come scrittore di foreste, di animali, di piante, di clima, di emozioni che girare per i boschi suscita. E appunto Vaia è stato il pretesto per cominciare a occuparsi con un nuovo occhio delle foreste, con una felice espressione del professor Davide Pettenella, docente di economia forestale presso l'Università di Padova, che fra l'altro avevamo invitato stasera, ma poi per impegni che l'hanno portato all'estero non ha potuto essere con noi. Vaia è stata definita, usando un termine che si applica normalmente alle banche, uno stress test. Sostanzialmente è come se avessimo voluto vedere se le foreste e i sistemi forestali godevano o meno di capacità di resilienza agli stress. Ora, le abbiamo viste crollare a migliaia e migliaia di ettari, ma con il vento che ha raggiunto i 200 km all'ora, forse nessun bosco avrebbe potuto restare in piedi di fronte a quella violenza. Quello che però ci ha più impressionato di fronte a questo stress test è stata la reazione sui mercati, sulle filiere, cosa è successo al valore del legno, cosa è successo alla capacità operativa delle nostre imprese forestali. E qui purtroppo dobbiamo dire che lo stress test ha mostrato una debolezza intrinseca estremamente preoccupante. Tant'è che anche noi come agenzia regionale ci siamo posti non tanto la domanda come ricostruisco i boschi distrutti, ma soprattutto come posso ripartire per costruire una filiera foresta-legno, una filiera economica che dia valore, che torni a dare valore alle nostre foreste. E di questo stasera ci interesseremo. Finisco queste mie annotazioni iniziali solo commentandovi meglio brevemente il libro. Il libro purtroppo non siamo in grado di distribuirlo a tutti i partecipanti perché ha avuto una tiratura piuttosto limitata. Nei tempi in cui non si scrive, non si pubblica neanche più su carta, siamo già stati bravi a credere ancora, ma d'altra parte per noi forestali questo è un carbon sink, questo è un deposito di carbonio che viene dalle foreste e che aiuta nella mitigazione climatica. Quando io vedo scritto in fondo una mail, prima di stampare sto foglio, pensa all'ambiente, io dico sì, certo che ci penso all'ambiente, lo stampo perché sto creando un sink di carbonio che si rigenera, perché la foresta io non la distruggo, io la coltivo, e questo è già un concettino che non è tanto facile far passare.
Però questa sera per voi vi abbiamo portato questa super sintesi, questa diciamo è la somma dei numeri, in modo che abbiate veramente alcuni numeri in testa. Ecco, tutto il rapporto però, se sarete interessati, è scaricabile dal sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org. Queste e tutte le nostre pubblicazioni sono scaricabili dal nostro sito. Poi chissà che un giorno qualche mecenate ci dia qualche soldino e torniamo a distribuirlo a tutti. Ecco, allora veniamo ai 4 interventi di questa sera. Come avrete potuto, penso, tutti vedere dal programma, cominciamo con un'analisi che comincia dalla dimensione nazionale con Alessandra Stefani, che è già stata introdotta. A seguire Massimo Loreggiana, qui semplicemente si scrive nel programma dottore forestale. Ecco, Massimo oltre che un amico e un caro collega fino a pochi mesi fa, è la persona alla quale dobbiamo il rapporto, perché Massimo è la persona che con immensa pazienza ha coordinato quel numero impressionante di persone. Se non ricordo Massimo sono più di 80 le persone che hanno prodotto questo rapporto, che è un'opera veramente collettiva. Ecco, e a Massimo abbiamo dato il compito, che questa sera gli sarà particolarmente gravoso, perché lo ringraziamo doppiamente, perché oltre che essere qui con noi dopo il suo felice pensionamento, è qui con noi molto sofferente per qualcosa che lo sta tormentando in questi giorni. Quindi grazie doppiamente per essere riuscito a venire anche fino a qui con noi, e a Massimo abbiamo chiesto di darci la panoramica, quindi di commentarci sostanzialmente questi numeri. Poi abbiamo voluto assolutamente avere il punto di vista privilegiato di Daniele Zovi, mettendo l'attenzione per noi vicentini su quella che è la foresta vicentina per antonomasia, quella dell'altopiano dei 7 comuni, o di Asiago, a non tutti piace chiamarlo associando solo al nome di uno dei 7 comuni. Comunque è la foresta che lui conosce intimamente da una vita, c'è nato e ci ha lavorato per tantissimi anni, quindi faremo un focus specifico sulla foresta veneta. E poi Enrico Correale, che è il mio collega Veneto Agricoltura, dirige l'area forestale di Veneto Agricoltura, quindi sotto di lui sono le foreste demaniali, i vivai, eccetera, eccetera. Ci racconterà delle sfide, quindi abbiamo visto la foto, cos'è oggi la foresta veneta, quali sfide, soprattutto Vaia, ci ha messo di fronte, e quindi come pensiamo come veneti di rispondere a queste sfide. Vedremo con Federico anche alcune interessanti azioni che Vaia ha messo in moto dopo la sua fase destruense, quindi una specie di fase construense. Ecco. Quindi ciò detto, io adesso vedo Alessandra attenta come sempre, ormai la vedo quasi tutti i giorni, perché anche ieri eravamo all'Ecomondo assieme, grazie a questi potenti mezzi possiamo essere dappertutto continuamente, ma questo comunque richiede tempo, preparazione, quindi veramente Alessandra grazie mille per la tua presenza, e lascerei a te questo primo giro. Non l'ho detto prima, vorremmo che fosse un po' una tavola rotonda, quindi magari facciamo tutti un primo giretto con i concetti di base, e poi se riusciamo a interagire tra di noi, non so quanti i tuoi tempi, Alessandro, ti consentano di fermarti con noi. Se puoi fermarti sarà un piacere dialogare con te. Quindi a te la parola, grazie. Grazie. Buonasera a tutti. È un vero piacere intervenire, seppur da remoto, a questa interessantissima tavola rotonda. Mi scuso per la voce nasale, ma ho un raffreddore tremendo, però l'interesse è altissimo ad ascoltare, oltre che a intervenire rappresentando le tematiche dal punto di vista della sede centrale. Saluto tutti i colleghi e te in particolare Giustino, ringrazio per l'invito. Io potrò restare collegata solo fino alle 17:50, ma ascolterò volentieri fino all'ultimo minuto, perché tante delle esperienze che si stanno maturando in Veneto sono esperienze estremamente importanti per capire come reagire a Vaia e alle sue conseguenze, di cui il bostrico è quello forse più eclatante, che ci sta più preoccupando in questo periodo. Però inizierei dal tema che mi avete affidato, che è quello che riguarda gli indirizzi per il governo della foresta italiana. E
l'indirizzo principe che abbiamo con grande partecipazione e qualche fatica elaborato, e ormai siamo alle battute finali, è la redazione della strategia forestale italiana. Allora, la strategia forestale italiana dà degli indirizzi sulle politiche forestali nazionali, alla luce di quanto viene detto soprattutto dalla strategia forestale europea, che è uscita nella sua versione 2030 il 16 di luglio di quest'anno. Noi quindi nel biennio in cui abbiamo lavorato all'elaborazione e al perfezionamento della strategia forestale italiana ci siamo riferiti soprattutto alla vigente, che adesso è stata sostituita, ma devo dire che tra i due documenti c'è grandissima continuità, sono solo cambiate forse un pochino le priorità e ovviamente è diventato preponderante il tema della crisi climatica, ma in realtà le previsioni e gli indirizzi sono molto simili, per cui noi abbiamo potuto praticamente confermare il lavoro che era stato fatto già senza dover ripartire, avendolo noi praticamente perfezionato e già cominciato a farlo girare tra i vari ministeri. Allora, il quadro europeo, come vi ho detto, era quello della strategia forestale europea 2020 e successivamente questo della strategia 2030, che è una costola della strategia per la biodiversità 2030 europea. Ovviamente si incuneno nelle grandi strategie internazionali, tra cui indubbiamente c'è la strategia ONU che ha identificato gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Ci diciamo sempre che quello che riguarda prevalentemente le foreste è l'obiettivo 15, ma in realtà le foreste sono interessate trasversalmente a quasi tutti gli obiettivi identificati dalle Nazioni Unite. Quali sono i principi che animano questa strategia forestale italiana? Innanzitutto il tema di tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio forestale del paese, contribuendo in questo modo, oltre che a tutti gli altri temi che attraversano le foreste italiane e non solo, anche quelle europee, e che chiedono alle foreste di offrire soluzioni a molteplici tematiche, dalla crisi climatica alla produzione di bioenergie, al tema della biodiversità, al tema della prevenzione del dissesto idrogeologico, al tema della depurazione delle acque. Però cerca di fare finalmente un focus sulle foreste e basta, non chiedendo alle foreste di intervenire e di mettere mano alle proprie risorse per far fronte alle problematiche complessive che abbiamo squadernato, lasciandole sullo sfondo, lasciandole come un tessuto su cui atterrano tutte le strategie elaborate dagli altri. Questa volta invece la strategia forestale italiana si propone di mettere al centro le foreste, al centro delle politiche e come conseguenza portare e apportare benefici anche alle altre politiche, come anche l'importanza del contributo allo sviluppo socio-economico delle aree montane, perché è soprattutto nelle aree montane e collinari che le foreste italiane sono radicate, anche se poi vi dirò che l'inventario forestale ha detto qualcosa di un po' sorprendente sotto questo punto di vista, ma ve lo dirò dopo. E certamente tenendo conto che insieme a uno sviluppo e alla valorizzazione del settore forestale devono essere considerate anche le filiere produttive, ambientali, socioculturali e compresa una filiera che proprio forestale non è, che è la filiera più piccola, una grande filiera di interesse per la Regione Veneto, ma che certamente dà un contributo a tutto questo discorso che stavamo facendo delle filiere
tanto che le più recenti elaborazioni dicono che se il territorio italiano e padano in particolare avesse messo a coltura con il pioppo il doppio dei terreni che censiamo attualmente, comunque non ci sarebbe sovrabbondanza di pioppo, cioè il materiale più piccolo sarebbe tutto utilizzato e utilizzato con usi ad altissimo valore aggiunto, creando ricchezza. Il percorso della strategia forestale è un percorso che è iniziato con un gruppo di lavoro, come facciamo sempre noi della Direzione Generale Economia Montana Foreste, un gruppo di lavoro interdisciplinare. In questo caso, rispetto agli altri decreti attuativi del testo unico delle foreste, un gruppo molto più ampio, data l'importanza dell'argomento, e quindi professionisti del settore, rappresentanti delle regioni, rappresentanti dei ministeri concertanti, professori universitari, organizzazioni ambientaliste. E si è cercato di mettere la prima bozza di documento, che poi è stato discusso e presentato a una consultazione pubblica che è avvenuta nella primavera del 2020, in pieno lockdown. Sono arrivate con la nostra grandissima sorpresa, ma anche soddisfazione, quasi 350 osservazioni, tutte molto pertinenti e tutte molto puntuali, in base alle quali è stato fatto da parte del gruppo di lavoro un grandissimo screening, raggruppando le osservazioni per i principali temi e producendo un documento di sintesi delle osservazioni e anche di risposta alle osservazioni che potete trovare pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole come documento di sintesi e di chiusura della fase di concertazione con il pubblico. A quel punto il documento è stato ripreso in mano ed aggiornato alla luce delle osservazioni che si riteneva di poter accogliere, ed è partito per i concerti con i ministeri. Nel caso della strategia forestale nazionale il concerto è stato chiesto anche al MISE, oltre che al MITE e al MIC, che sono i soliti ministeri che concertano i decreti in materia di foreste, perché consideriamo che il tema dello sviluppo economico sia un tema coerente con lo sviluppo delle filiere forestali. E quindi li abbiamo chiamati a un lavoro di corresponsabilità nell'individuare queste strategie che il testo unico ci affida come strategia forestale nazionale, con un orizzonte ventennale e degli aggiornamenti ogni 5 anni. Al momento hanno risposto tutti i ministeri. Il MISE ha concesso subito il concerto, il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura hanno concesso il concerto condizionato ad alcune modifiche, in realtà tutte accettabili, nessuna delle quali sostanziali e stravolgenti rispetto al documento, ed era ovvio perché avevano partecipato alla stesura, quindi è chiaro che non potevano essere stravolgenti. Noi le abbiamo accettate, abbiamo rimandato il testo emendato ai ministeri, hanno risposto il MISE e il MIC, stiamo attendendo la risposta del Ministero a giorni della transizione ecologica, e poi il testo verrà inviato all'intesa con le regioni. Quindi ci siamo, diciamo che siamo alle battute finali. Qual è la missione che ci siamo dati per questa strategia? È quello di portare il Paese ad avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione per la crisi climatica, offrendo anche benefici ecologici, sociali, economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e per quelli di domani, perché noi lo sappiamo molto bene quale importanza rivestono le foreste e le politiche forestali rivolgendoci al futuro. La strategia forestale, nell'intenzione del testo unico forestale, si mette al vertice di una piramide di pianificazione
che poi si concretizzerà nell'aggiornamento dei programmi forestali regionali, ciascuna regione per il proprio territorio, e questi saranno poi la cornice della pianificazione forestale di maggiore dettaglio. Al di là dei soliti piani conosciuti, piani economici o piani aziendali o piani equivalenti a livello di azienda, gruppo di come dire, di proprietà o proprietà quando è ampia, sufficiente per avere un piano aziendale, un piano economico, un piano di assestamento, lo chiamano in molti modi le leggi regionali, comunque sempre quello è. Questa piramide ha immaginato un nuovo strumento che è il piano forestale di indirizzo territoriale, che immagina le vocazioni delle foreste, dopo averle studiate con attenzione, su aree vaste sufficientemente omogenee per avere un livello intermedio tra la pianificazione, la programmazione regionale, quindi per tutta la regione, fino a scendere poi nel dettaglio del piano aziendale. Quali sono gli obiettivi? Tre obiettivi funzionali principali. Uno, la gestione forestale sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste. L'avete capito da quello che ho detto, sappiamo molto bene che alle foreste le foreste possono offrire moltissime risposte a tante delle domande che la società attuale ci chiede, e la gestione forestale sostenibile è il metodo che noi riteniamo principale per poter assolvere a queste domande. E il secondo obiettivo è quello dell'efficienza dell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie rurali e montane, e nel dire efficiente ovviamente si dice anche rispettosa delle necessità di tutela della biodiversità. In questo momento abbiamo all'attenzione della conferenza Stato-Regioni, che si pronuncerà con l'intesa il 3 di novembre, il decreto attuativo sui boschi vetusti. È un decreto attuativo che segue la definizione di bosco vetusto che abbiamo accolto nel testo unico forestale grazie a degli emendamenti presentati e approvati in sede di decreto clima, cioè alla fine del 2019, e ho l'orgoglio di dire che l'Italia è l'unica nazione europea ad aver risolto il problema della definizione di bosco vetusto ed averlo risolto in maniera giuridica e non tecnica, per cui è stato possibile poi già muoversi nella prospettiva di un decreto attuativo che consegna alle regioni alcune linee guida per identificarle e dia loro mandato di identificare delle linee di gestione dedicate a questi territori. Ovviamente non ci aspettiamo che siano tantissimi, la stima della strategia forestale europea è che coprano un 1% della superficie forestale europea, però noi siamo fiduciosi che in Italia troveremo delle superfici di quel tipo, e se le troviamo avranno bisogno di una gestione dedicata. Questo per dire che quando parliamo di efficienza nell'impiego delle risorse forestali non stiamo parlando di tagliare tutto, di utilizzare tutto per produzioni le più varie, parliamo anche di aree che sono meritevoli di una gestione attentissima e forse anche di un risparmio assoluto per parecchi anni studiandone l'evoluzione. E infine il terzo obiettivo è quello della responsabilità e conoscenza globale delle foreste. Allora, questo è un tema delicatissimo perché, come è a tutti noto, purtroppo l'Italia non ha una carta forestale ancora, valida a livello nazionale. Abbiamo delle conoscenze un pochino sparse, che noi abbiamo con grande fatica riunito nel primo rapporto sullo stato delle foreste italiane che abbiamo pubblicato nel 2019, e il rapporto Veneto è diciamo così la costola attuativa nel Veneto di quel rapporto nazionale, con maggiori dettagli, maggiori dati e precisione diversa ovviamente da quella che potrebbe dare un rapporto nazionale. Sapete molto bene che con grande fatica siamo riusciti finalmente a vedere i dati, parzialmente i dati dell'inventario forestale aggiornato al 2015 nazionale,
che comunque dice delle cose interessanti. Tra l'altro, riprendo quello che vi avevo detto prima, con grande sorpresa il 37% delle foreste italiane è compreso tra la fascia tra gli 0 e i 500 metri sul livello del mare. Addirittura ci sono 3 regioni, allora mi direte la Puglia, che fatica c'è, dove è la montagna in Puglia, ma anche la Toscana, che hanno grandissime estensioni di foreste tra le quote tra 0 e 500 metri sul livello del mare. Però certo la pianura padana è un altro discorso, e il tema di come riportare un po' di alberi nella pianura padana è un tema estremamente sfidante, anche perché la concorrenza con colture molto più importanti dal punto di vista economico dei ritorni e della tradizione locale è un tema non da poco, che non può essere certamente disatteso. Vi ho detto del primo RAF, vi dico di quello che stiamo facendo, perché con pochi magri fondi del Fondo Foreste, d'accordo con le regioni, abbiamo destinato una quota del Fondo Foreste del 2020 alla creazione di un portale forestale in cui far confluire finalmente tutti i dati che possiamo raccogliere nelle regioni, e per arrivare alla creazione anche della Carta Forestale Nazionale per strati diversi, e poter pubblicare con periodicità costante i rapporti sullo stato delle foreste italiane. Vorremmo arrivare a pubblicarlo uno, se non ogni anno, uno ogni 2 anni, per testare l'aggiornamento del settore e della filiera. In realtà non mi sottraggo alla domanda che mi ha fatto cortesemente l'organizzatore sulla legge quadro sulla montagna. In realtà l'ho vista anch'io come l'avete vista voi, perché è una legge quadro che è stata elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Regionali. Certamente saremo chiamati poi a discuterla e a concertarla, certamente saremo chiamati, per quanto riguarda la mia direzione generale e il mio ministero, a coordinare quello che vediamo scritto nella legge sulla montagna con quello che stiamo facendo noi per le foreste, che sono una delle componenti fondamentali dei territori montani. Chiudo sperando di non aver allungato troppo i tempi, con una notazione su Vaia e Bostrico. Giustamente le parole che sono state spese sono tutte molto serie e molto valide. Lo stress test ci ha messo davanti a molti dei nostri guai, perché non siamo stati in grado, come dire, di immaginare che le tempeste varcassero le Alpi e arrivassero anche a sud delle Alpi, facendoci trovare pronti. Lo sapete molto bene, a nord delle Alpi purtroppo dagli anni 80 in avanti questi fenomeni si ripetono con periodicità, non dico costante, ma quasi, e lasciano a terra milioni di metri cubi di legname che non verranno mai toccati. Questo avrebbe dovuto anche il campanello d'allarme avvenuto nel 2015 in Toscana, con alcuni schianti da vento parecchio estesi in occasione di un fenomeno ventoso anche più leggero di quello di Vaia, avrebbe dovuto farci suonare un campanello d'allarme e avrebbe dovuto farci immaginare come reagire e come prevenire in alcuni casi questi aspetti. Lo sappiamo bene che l'abete rosso è terribilmente sensibile al vento, e lo è soprattutto quando è in purezza. Poi ovviamente tutte le altre situazioni, le grandi piogge che avevano imbibito il terreno, il fatto che comunque la temperatura fosse alta, perché se il terreno fosse stato più ghiacciato le piante avrebbero reagito meglio, insomma ce ne sono state tantissime di cose, però i segnali, i campanelli d'allarme non ci hanno fatto alzare le antenne. Noi siamo intervenuti subito con quello che potevamo. Vi posso dire che l'ordinanza di protezione civile, che era stata preparata nelle immediatezze dei fatti della fine di ottobre del 2018, non contemplavano nessuna previsione per le aree boscate, perché mai una ordinanza di protezione civile si era occupata di boschi. E quello è stato il nostro lavoro. È stato il lavoro della direzione foreste, di quello di interfacciarsi con la protezione civile e facendo da tramite
con le regioni, imporre che alcuni articoli si occupassero del disastro forestale. E l'altra cosa le altre due cose che la direzione foreste ha fatto è stato prima di tutto una ricognizione di larga massima, ma i dati che stanno affluendo adesso confermano che non avevamo sbagliato di molto, sulle superfici e la quantità delle piante cadute a terra, soprattutto di superfici ampie. Non poteva essere stimato il piccolo nucleo caduto perché era veramente molto difficile da testare. E l'altra cosa che abbiamo fatto è destinare una piccola quota di denaro, sempre del Fondo Foreste, alla ricognizione più precisa di tutte le superfici in maniera omogenea nelle regioni che sono state toccate dalla tempesta Gaia, e d'altro canto a un monitoraggio del bostrico, perché lo sapevamo che sarebbe arrivato, non c'erano dubbi, e quindi un'attenzione alla ipotesi di pullulazione tra i 2 e i 7 anni in tutte le aree europee è arrivata come una catastrofe, quella aggiuntiva a quella del bostrico, e anche un monitoraggio della ripartenza del bosco, perché lo sappiamo che dove ci saranno i rimboschimenti, dove sarà scelto di rimboschire, le iniziative si moltiplicheranno, ma probabilmente alcune aree non verranno rimboschite, ed è molto interessante capire come la vegetazione si riprende e come possiamo tutelarne l'evoluzione futura. E con questo vi ringrazio e ascolto volentieri tutto quello che verrà detto, perché davvero la Regione Veneto è una regione pilota in tutto quello che stiamo immaginando di fare, e tutto quello che viene suggerito noi poi lo riportiamo al tavolo nazionale. Grazie. Grazie Alessandra per essere riuscita in 20 minuti a dirci tantissime cose. Quello che abbiamo capito è che a Roma c'è una testa, che c'è una visione che guarda molto dall'alto al tema forestale. Finalmente siamo riusciti ad avere strumenti normativi importantissimi, linee di indirizzo, e questo, devo dire con tutta sincerità, te lo riconosciamo, tutto il mondo forestale sa qual è stato il personalissimo contributo per ottenere questi strumenti di governance fondamentali. Adesso veniamo, quindi grazie anche se riesci a fermarti con noi per i prossimi minuti. Adesso chiamerei Massimo Loregiana, se riesce a raggiungerci, a cui passo la parola per commentare con lui, che per quasi 2 anni ha setacciato numeri, ha scandagliato cassetti, database, ha contattato persone, perché uno dei grandi problemi che sappiamo bene, che anche dal Ministero se ne sono accorti quando hanno fatto il loro rapporto sulle foreste, è che devi andare a mettere le mani in un sacco di posti e forse non tiri fuori tutto quello che ti serve. Ecco. Quindi con fatica, e devo dire usando come faro il rapporto annuale fatto proprio dal MIPAF 2 anni prima, abbiamo cercato di andare a fare questa istantanea per la prima volta, così anche nella storia della nostra capacità di guardare la foresta della nostra regione, guardando non solo la foresta, ma tutto quello che sta intorno alla foresta, le 1000 sfaccettature che fanno sì che la foresta di fatto riguardi tutti quanti noi, e non solo i proprietari forestali, non solo le segherie, non solo le carpenterie che stanno a valle, eccetera. Ecco, quindi grazie Massimo, ho già presentato chi è Massimo Loregiana, e adesso grazie se riuscirai in una manciata di minuti a dirci le cose rilevanti sulla foresta della nostra regione. Devi attaccarti lì, puoi parlare? Sì, buonasera a tutti, grazie Cristina, grazie signor Cristina. Sono molto contento di essere qui in licenza in quest'ambito, presentare un po' per grandi linee questo documento. Diciamo che è un documento che ci ha visti impegnati, ci ha visti impegnati per 1 anno e mezzo circa a raccogliere tutto sommato degli impegni anche volontari da parte di molti soggetti che hanno risposto con coraggio e anche con dedizione a raccogliere dati e a fornire alcune informazioni.
Perché un rapporto? Il rapporto, la Regione Veneto, diciamo, era carente negli anni, non aveva elaborato questo rapporto, c'era stato un tentativo da parte appunto ancora di Veneto Agricoltura anni addietro, ma si è un po' arenato per alcune difficoltà. Diversamente invece nell'autunno del 19 abbiamo cominciato un po' a mettere insieme le idee, e anche con la collaborazione di Compagnia delle Foreste, che è una società di Arezzo, che ha una certa esperienza nell'elaborazione di questi rapporti, si è pensato di costruire questo documento. Documento che è nato subito anche con la concertazione, diciamo, con la Regione e con altri soggetti per dargli uno scheletro e un'articolazione. Andiamo avanti, purtroppo sono senza occhiali. Ecco, quindi perché questo rapporto? Prima di tutto per la conoscenza del settore, direi che già è stato evidenziato in precedenza, confronto, analisi e ricognizione hanno come presupposto la conoscenza dei fenomeni, la conoscenza dei dati, la conoscenza degli aspetti che sottendono a tutto questo ambito forestale così complesso e così articolato in Veneto. E quindi sicuramente metter mano ad una conoscenza del settore che, guarda caso, in Veneto è abbastanza frammentata e di competenza di parecchi soggetti. Infatti il rapporto abbiamo voluto, diciamo, costruirlo anche in una maniera molto integrata, non è solo un rapporto che riguarda i temi, i numeri, le cifre, le dimensioni prettamente forestali, ma come avrete modo di scorrerlo, di vederlo, è un rapporto che interessa anche altri ambiti molto importanti della montagna veneta, quali il turismo, quali la forestazione di pianura, quali i rischi naturali, nonché la dotazione di personale e altri indicatori che poi vedremo. Quindi la conoscenza prima di tutto, ma anche una organizzazione, un riordino di questi dati. Vedremo in conclusione che uno dei vulnus così che il rapporto poi ha dato è proprio questo, cioè la carenza, la difficoltà che esiste nella nostra regione di avere degli apparati ordinati, organizzati, puntuali, precisi, standardizzati, che sono alla base per fornire dati costanti, dati raccolti con le stesse metodologie, i dati quindi che possono effettivamente essere interpretati in un trend, in un'evoluzione prossima futura. Questo è l'anno zero, il primo rapporto, vediamo i prossimi futuri si sapranno appunto godere di queste capacità di riorganizzarsi. E quindi evidentemente l'ultima e la più importante, essere di supporto e di orientamento nelle scelte tecniche e politiche alla strategia forestale nazionale derivata dalla strategia europea, come è stato anzi detto, evidentemente servono poi delle informazioni precise perché possano venire tradotte in orientamenti e in scelte tecniche e politiche. Ed è evidente, non voglio ripetermi, che per fare queste scelte bisogna sapere quante imprese ci sono, quanto è estesa la foresta, dove sta, dove non sta, di quanto cresce, quanto si taglia, quanto non si taglia. A Vicenza, come Belluno, in Veneto, eccetera. Immaginate che questi dati oggigiorno non basta fare clic su un PC perché escano automaticamente, proprio per niente. Questo rapporto colma un po' questa lacuna, però certamente nel prossimo futuro bisogna assolutamente darsi da fare, ci deve essere un'assunzione di responsabilità perché questi dati, queste informazioni escano facilmente e velocemente. Di certo non mancano gli strumenti tecnici e le possibilità per monitorare e per fornire queste informazioni. E quindi i soggetti coinvolti sono stati molti a partire da vari apparati, uffici, strutture dell'amministrazione regionale, università, enti, istituti di ricerca, professionisti, imprenditori ed esperti, dicevo, il supporto di Compagnia delle Foreste con la quale abbiamo sempre interagito. Ecco, sull'amministrazione regionale ancora direi che la sottolineatura più importante, l'ho già detta praticamente, è stata sicuramente sensibile e disponibile, però è da qui in avanti che dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo cercare di
di costruire un tessuto, un'articolazione, una sinergia stretta e forte, perché abbiamo certamente incontrato delle difficoltà a riguardo, quindi i dati, al di là di come potevano pervenire, poi lo sforzo di ordinarli e di metterli in una veste presentabile e intellegibile, al di là di questo preoccupa pensare che sì, nel prossimo futuro bisogna riuscire a trovare delle procedure standardizzate, delle metodologie più facili di raccolta dati. Enti, istituti di ricerca, certamente su molti di questi temi, università, enti, istituti di ricerca sono stati molto sensibili e molto interessati, e loro per primi hanno poi lanciato, ma allora da questo proseguiamo poi ad approfondire questo tema, proseguiamo per fare delle analisi più di dettaglio, quindi sicuramente i presupposti per spingere su particolari approfondimenti ci sono, così come i professionisti, gli imprenditori del settore, che spesso e volentieri in questi rapporti non sono così ascoltati, invece abbiamo voluto dedicare loro degli spazi, come vedremo, proprio nell'articolazione stessa del rapporto. Infatti, com'è strutturato questo rapporto? Questo rapporto ha praticamente 3 macro categorie: i focus, le aree tematiche e le interviste. I focus, guarda caso, si concentrano su 2 temi. Uno è la ricorrenza, uno è Vaia e i disastri che ha comportato con un intervento dell'Università di Padova, il professor Emanuele Lingua, e un altro è la riforestazione degli ambiti di pianura e tutta l'azione ultradecennale, diciamo, che è stata compiuta al riguardo sia dall'agricoltura ma anche da altri settori. Le aree tematiche, poi le dettagliamo un po', sono 8 aree tematiche all'interno delle quali abbiamo scandagliato attraverso degli indicatori che, guarda caso, i migliori, i più significativi erano quelli che scaturivano da delle metodologie di raccolta dei dati, come dicevo, standardizzati, facili, significative, ripetibili, che possono dare una nota evolutiva del fenomeno. E da questo punto di vista i dati prettamente forestali, provvigione, incrementi, ripresa, erano i dati, per quanto abbastanza disaggregati, più facili da reperire. Gli argomenti commentati invece sono stati argomenti che sono stati sviluppati laddove non si disponeva di dati che erano chiaramente riferiti a questi requisiti che dicevo prima, cioè non erano dati che avrebbero potuto significativamente essere osservati nel breve e medio periodo. E quindi su questi, che sono i rischi naturali delle foreste, gli incendi piuttosto che le infestazioni parassitarie, abbiamo inteso sviluppare un commento da parte di particolari figure esperte di quel settore. E le interviste curiose e interessanti, 17-18 interviste, dove si è coinvolto un po' a 360 gradi il mondo tecnico, culturale, sociopolitico, economico che ruota intorno al settore forestale. Ripeto ancora, questo rapporto mira a un settore forestale in senso lato. Se l'avete scorso o avete modo di scorrerlo, forse l'unico ambito che abbiamo trascurato, ahimè, ma non ci fermavamo più, è un po' l'ambito zootecnico, che pure interessa la montagna veneta. Non abbiamo parlato di maglie, di consistenza zootecnica, si apriva un capitolo molto impegnativo e si sarebbero raddoppiate le pagine e l'impegno. Però l'aspetto turistico, ad esempio, con la presenza di dati riferiti ai sentieri, alle associazioni, alle guide alpine, agli operatori turistici, nonché i rischi, dicevo, delle foreste, la forestazione di pianura non è montagna ma è foresta, e quanto importante è, proprio perché la montagna veneta, il territorio adesso confinante, lo conosciamo, è così diverso, così variegato, così intriso di moltissime problematiche che vale la pena effettivamente che un rapporto tratti il più possibile questi temi. Dicevo, le aree tematiche, non le voglio elencare, ma insomma sono queste, le potete scorrere, sono appunto aree all'interno delle quali abbiamo potuto ritrarre e sviluppare alcuni dati interessanti. Quello che avvertiva un po' più carente, diciamo, è
uno tra i settori, diciamo, più carenti è stata un po' la sfera economica che ruota intorno alla fruizione, diciamo, del prodotto legnoso, di ciò che la foresta in termini di prodotto legnoso ci può dare. E qui l'impegno, diciamo, di tessere le fila con camere di commercio, operatori del settore, ditte boschive, industrie di trasformazione. Pensate quanto importante è l'industria del legno in Veneto, il prodotto finito dal mobile alla sedia al tavolo, si esce anche dal ciliegio che viene dall'America o dal rover che viene dalla Francia, ma si lavora anche in legno veneto, per cui riuscire ad avere questi dati in maniera ordinata, veloce e pronta sarebbe molto, molto interessante. Interessante ad esempio anche alla luce dei fatti ultimi, diciamo, gli incidenti sul lavoro, eccetera, tutti i dati relativi alle imprese, lavoro in bosco, la sicurezza. Abbiamo trovato estrema collaborazione da parte degli SPISA, del Ministero della Salute, eccetera. Quindi dicevo, questi indicatori hanno queste caratteristiche che si riferiscono a metodologie standardizzate, che sono raccolti in intervalli di tempo più o meno regolari e che quindi provengono anche da enti, istituti di ricerca che hanno delle competenze specifiche sull'argomento, e che quindi certamente non è che ci immaginiamo che possa esserci poi un mega soggetto che è un mega cervellone che sputi fuori tutti i dati in un attimo riferiti al rapporto prossimo futuro. Si tratta di far lavorare questi soggetti, di trovare delle sinergie. Gli argomenti commentati, ecco, hanno proprio quello, non sono di per sé delle grandezze che possono definire una tendenza, che possono essere osservate dando un chiaro progressione del fenomeno, ma hanno il loro interesse. Nelle interviste, dicevo, viene ridotta la parte oggettiva per l'appunto e aumenta il contributo di riflessioni. Ce ne sono alcune molto curiose dal punto di vista anche culturale, tra l'altro di persone a voi vicini, al di là del dottor Zobi, anche del maestro Beppile Marzi, quindi delle note culturali che vanno un po' a sottolineare il feeling e la sensibilità che si può avere con la montagna, altre che mettono in luce delle problematiche, delle criticità. Il rapporto evidenzia anche le criticità, non vi nascondo che essendo noi tutti, diciamo, appartenenti a un'amministrazione regionale, io sono un ex, però comunque certe criticità che vengono lette ed esposte nel rapporto potevano costituire anche dei sassolini nelle scarpe, delle spine nel fianco, e il rapporto si pone anche criticamente ad individuare alcune deficienze, alcune lacune, alcune prospettive difficili da sciogliere nel prossimo futuro, alcune delle quali non sono state accennate. Prima fra tutte, diciamo, la responsabilità così un po' lontana rispetto a Vaia, come si è reagito, cosa si sarebbe potuto fare, quali dati sono forniti, che tipo di monitoraggio, che tipo di risposte, dove ci sono sicuramente delle sensibilità diverse, più tecniche da una parte, più ambientali dall'altra, più politiche dall'altra ancora. Quindi ecco, se leggerete questo rapporto, che non è un libro che si possa leggere dalla prima all'ultima pagina con curiosità, però insomma è un testo che laddove interessa può dare sicuramente degli stimoli e delle cose interessanti. Io solo vi fermo due dati per quanto riguarda i dati prettamente forestali che escono, che peraltro potete vedere in questa scheda di sintesi, no? Una superficie forestale in Veneto superiore a 410.000 ettari, che è una superficie consistente, superiore ad esempio a quella della provincia di Trento, che è una provincia ricca di boschi. Il 45% di questa superficie è rappresentata da boschi cedri e il 55% da fustagli, quindi c'è un incremento corrente, ciò che il bosco cresce ogni anno, ciò che le piante delle varie sedi della provincia di Vicenza, Belluno, Treviso, eccetera, accumula annualmente, è calcolato percentualmente, è di quel valore che vedete di circa il 4,33% ed è pari a circa 480.000 metri cubi. Quindi una consistenza, una provvigione che si accumula annualmente, che ha un certo rilievo.
Sul 71% della foresta veneta di proprietà privata, ecco, poi probabilmente potrà uscire anche qualche considerazione che faremo insieme, è una delle problematiche, uno degli stimoli che può dare molto, diciamo, al nostro dibattito e al prossimo futuro, perché intorno a questa 71% ci stanno tante problematiche, prima di tutto la frammentarietà, e questo 71% poi a sua volta è suddiviso un po' come la proprietà dell'area, è suddiviso in N proprietari che hanno piccoli fazzoletti che talvolta, spesso volentieri, non sanno nemmeno di avere, non sono interessati ad utilizzare. Un'esperienza qui nel vostro Vicentino a livello teorico è stata proprio l'elaborazione di uno studio, di un progetto che avrebbe potuto portare, sulla carta potrebbe portare, se si chiudono, diciamo, le prospettive di interesse comune, avrebbe potuto portare nell'Alta Val di Lasi, nell'area così vicentina, a cavallo anche con il Chiampo, con la Val del Chiampo, a una consorzialità dove si potrebbero mettere insieme i proprietari privati e far sì che quei boschi poveri, ma in prospettiva che possono migliorare, privi di una certa viabilità, privi di una certa capacità di essere utilizzati, possibilità di essere utilizzati, potrebbero invece dare rappresentare una risorsa. Quindi si diceva superficie forestale pianificata. Pianificata sta a significare ciò che risponde ad un piano di riassetto forestale, che quindi ha alle spalle nel prossimo futuro una pianificazione che consente di dire andiamo in quella direzione, non solo per sapere quanti metri cubi verranno prelevati, ma anche in una prospettiva di gestione forestale sostenibile. Quindi ecco, la superficie forestale pianificata, per dire, in Veneto è circa la metà di quella della Fostalia. Diversamente in Trentino, faccio il confronto con il Trentino, visto che è una provincia confinante con Vicenza, per lasciarvi anche è pianificata quasi la totalità della superficie fostalia. Questo la dice lunga sulla possibilità anche di avere una prospettiva di gestione forestale sostenibile e razionale. Poi sono andati giù anche i boschi trentini con Baia, perché il 200 all'ora, come si diceva, è andato giù un po' tutto, quindi non è che il piano di riassetto faccia stare in piedi i boschi, ma insomma certamente lo stimolo verso una maggiore diffusione una continua risorsa finanziaria per sostenere la pianificazione forestale in Regione Veneto va certamente assunta. E il tema un pochino più problematico, un po' di sintesi, diciamo, a molte delle criticità che sono presenti nei territori forestali, è rappresentata dalla densità di aria, cioè le strade forestali. Le strade forestali sono importantissime, sono il nucleo principale per poter portare a termine tutti questi ragionamenti che sottendono le varie osservazioni che sono anzi fatte. 20 metri lineari ad ettaro è dai 10 ai 20 circa in Veneto, è il valore che si riscontra ed è un valore basso, è un valore difficilmente mediabile, perché che so, il Valdastico ha un certo valore, ma è diversa la viabilità in Valdastico dalla viabilità in Comelico, per dire. Quindi vanno interpretati in un certo modo, ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono delle difficoltà orografiche, però certo tutti i boschi devono essere serviti da un'adeguata viabilità. Questo valore è ancora troppo basso e quindi rende antieconomico, rende difficile, rende problematico attivare tutta una serie di azioni, di misure, di prospettive che nella strategia forestale, nella pianificazione possono essere individuate. Quindi ecco, torniamo indietro di qualche passo, ecco la necessità quindi di sapere in quella comunità montana, in quel comune, in quel piano territoriale di vasta area, qual è la densità di aria, quali sarebbero gli interventi di razionalizzazione della viabilità che sarebbero necessari. Sono tutti, ne dico solo uno, sono tutti stimoli e punti che certamente un rapporto, diciamo, periodicamente aggiornato e monitorato potrebbe di certo fornire agli operatori del settore. Ecco, e chiudo esortando, dicendo che un rammarico forse di questo piano è che, come al solito, si fa fatica a spiegarlo ai politici, si fa fatica a cogliere l'interesse da parte degli amministratori, e invece sono proprio loro che dovrebbero
capire quanto importante è disporre di queste informazioni ed elaborare questi documenti. Quindi cerchiamo tutti di vedere, di tirare la giacchetta a chi di dovere per dire esistono questi dati, esiste questo rapporto, andiamo avanti nell'elaborazione, approfondiamo, troviamo le risorse, cerchiamo di costruire e mantenere un apparato, ahimè, che in Regione Veneto sta un po' traballando, lasciatemelo dire, io sono un po' fuori, però l'amministrazione regionale forestale in Regione Veneto ha bisogno certamente di essere sostenuta e di essere articolata, creduta, rafforzata, valorata, che invece non si assiste a questa attenzione. Grazie. In modo da poter dare continuità a questo lavoro, che non resti un una tantum, ma diventi un qualcosa che ci accompagnerà nel tempo. Ecco, l'ultima cosa che voglio sottolineare, alla quale tengo in modo particolare, è che questo rapporto è un rapporto che fa capire che dietro alle foreste e alle filiere ci sono persone. Come in tutte le cose, non sono solo settori astratti, sono persone. E allora hai ricordato la figura di Beppi De Marzi, ma ce ne sono tante altre che, scorrendo le pagine, sono persone di solito molto informate dei fatti, ci hanno portato la loro testimonianza. Una di queste persone ce l'abbiamo qui stasera, Daniele Zoli, e quindi chiamerei Daniele a portarci... No, ti siedi al posto di Massimo, se hai... O vuoi sederti qui? Hai delle slide tu, Daniele? No. Allora siediti al mio posto. No, siediti qui, che così... Ecco, quindi Daniele, a te la parola per una testimonianza privilegiata sulla foresta dell'altopiano, sì, che di solito da noi non ha bisogno di altre definizioni, è l'altopiano. Buonasera a tutte e a tutti, dall'Italia al Veneto e poi all'altopiano di Asiao, quindi è una vera zimmata. No, resto sempre colpito quando vedo questi percentuali. Devo assolutamente ringraziare Massimo Loreggian intanto per il lavoro svolto e per le notizie fornite, perché resto colpito soprattutto da un aspetto. I boschi privati sono molti di più di quelli che io sono portato a pensare, perché contro il 71% nel Veneto c'è il fatto che i boschi dell'altopiano sono al 98% di proprietà pubblica, cioè dei comuni, ed è molto più facile ragionare sulla proprietà pubblica che privata, non c'è dubbio. Però di fatto in Italia credo che
ci siano più boschi privati che pubblici, e quindi di quelli bisogna tener conto. Allora, siccome mi viene chiesto di fare una riflessione sull'altopiano, l'altopiano è stato molto colpito da Baia ed è stato molto colpito ed è molto colpito dal Bostrico. Le scene, le immagini che ho visto in altopiano le ho poi riviste in Friuli, Venezia Giulia, in Trentino Alto Adige, in provincia di Belluno anche di recente, dove mi pare che il Bostrico sia addirittura più abbondante in certi posti, e quindi la crisi non è per niente finita, non è per niente finita, siamo a metà del guado per certi aspetti. C'è stata una eccessiva lentezza nel recupero del legname, lo metto col punto di domanda, perché ne è caduto talmente tanto che non avevamo assolutamente le risorse, le tecniche per recuperarlo, e però io continuo ad andare a piedi, resisto al fascino della bicicletta elettrica, continuo ad andare a piedi perché a piedi si vedono molte cose con più precisione. Ho visto anche, per dire 15 giorni fa, un mese fa, tronchi di grandissimo valore, quelli che noi abbiamo sempre considerato tronchi di grandissimo valore di abete bianco, abete rosso, caduti con Vaia, e ancora che si erano conservati abbastanza, perché il fatto di essere ancorati a terra con un quarto della radice ha prolungato la loro vita, insomma la vita del legname più a lungo di quello che avevamo in un primo tempo previsto. Ecco, li ho visti a terra nonostante siano molto vicini alle strade. Cioè, contrariamente diciamo, al quadro generale dove la viabilità forestale è scarsa, sull'altopiano è abbondantissima, perché è un dato che dico, che mi piace dire spesso perché pochi lo conoscono. Nel 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, la viabilità, l'altopiano aveva la più densa viabilità del mondo. No, veramente curiosa, no? In realtà i due eserciti, prima il nostro, dopo l'austro-ungarico, avevano realizzato una viabilità fittissima che abbiamo ereditato, che è la viabilità forestale. Ecco. Quindi siamo un caso particolare, ecco, non rappresentiamo il Veneto da molti punti di vista, e anche da questo. Però rappresentiamo il Veneto per quanto riguarda la reazione a Baia, che è stata lenta, non è stata supportata, nel senso che noi non abbiamo sentito la vicinanza dello Stato e della Regione, perché appena vado in Trentino vedo catastri di tronchi che vengono spruzzati d'acqua continuamente per far resistere più a lungo il legname. Cosa che da noi, cosa vediamo nelle nostre cataste? Che vengono create continuamente, vengono portate via dai camion e prendono le strade verso le altre regioni d'Italia e verso l'estero, Cina compresa, Corea compresa, e il legname non si ferma là. Vai 3 metri oltre il confine, perché ahimè l'altopiano confina con il Trentino, e trovi una realtà diversa. Quindi evidentemente qualcosa di diverso si può fare. Ma qual è il mio dispiacere, diciamo, di altopianese? Intanto di vedere una materia preziosa che se ne va, che non viene trasformata sul posto, e quindi una perdita economica, di fatto. Una perdita economica, una specie di colonizzazione, insomma, dell'altopiano. E forse potremmo dire probabilmente della foresta veneta. Cioè anche queste strategie che ci sono state illustrate, io credo che sia difficile, un lavoro complicatissimo pensare all'Italia forestale proprio per la parcellizzazione con cui si presenta, e probabilmente anche per il Veneto è difficile. Io credo che alla base ci debba essere lo studio che avete fatto, quello di dirci quante foreste abbiamo, di quanto crescono. 500.000 di metri cubi all'anno, cioè il capitale foresta
produce 500.000 di metri cubi. Allora, lo vogliamo utilizzare noi o dobbiamo portarlo in Cina, salvo poi comprare le tavole dall'Austria? Perché è il paradosso questo qua. Cioè, i nostri boschi crescono, producono legname e noi compriamo le tavole in Austria. Beh, insomma, qualcosa non va, qualcosa non funziona. Le segherie non ci sono più. Allora, nella strategia nazionale e regionale, a me piacerebbe sentire parlare di segherie, parlare di trasformazione del legname, ma mi piacerebbe anche, caro Massimo Loreggiano, che nei numeri, adesso di preciso non lo so se ne rapporta, quanta gente... Allora, noi sull'Altopiano di Asiago avevamo 32 guardie boschive, oggi ne abbiamo 2, da 32 a 2. Oggi, una volta sull'Altopiano di Asiago avevamo 27 forestali, che erano sempre fuori in bosco. Adesso quanti ne abbiamo? Dunque, a fronte di un sistema che è in una fase critica, una risposta concreta vicina ai comuni di montagna stento a vederla, stento a valutarla. Bisogna stare vicini per capire quanto legname viene fuori, per misurarlo, per dare un'utilità, un utilizzo ravvicinato, una trasformazione di questo materiale, ma anche per evitare che prenda strade strane, perché se poi va a finire in Calabria per venire bruciato, beh, insomma, non mi pare proprio il massimo della vita, ecco, della valorizzazione. Ora, io credo che un numero debba anche essere quello che indichi di quante persone addette al controllo e alla gestione ci debba essere per ogni 100 ettari di bosco, per ogni 1000 ettari di bosco. Forse varrebbe la pena di fare uno sforzo in questa direzione, perché quella gente là potrebbe essere assunta, cioè invece di dare il reddito di cittadinanza a gente che poi sta a casa, si potrebbe spenderlo in questo modo. Io sono stato in Sardegna e ho incontrato dei forestali nel Supramonte del Rosolo, abbiamo fatto una chiacchierata e loro poi, avendo saputo che io venivo dal Veneto, mi hanno detto: lei viene dal Veneto dove ci sono tanti boschi e pochi forestali. Noi abbiamo pochi boschi e tanti forestali, operai forestali, guardie forestali, operai forestali, 6.000 operai forestali. Avrei dovuto andare in Calabria il giorno di Ferragosto per partecipare a un festival a cui avevo aderito ben volentieri, mi sembrava proprio fatto da gente di buona volontà. È stato sospeso per i famosi incendi in Aspromonte. 12.000 operai forestali in Calabria, dissero in quei giorni i giornali. 12, cioè, voglio dire, non si può vedere il bosco sparire mangiato dalle fiamme e avere 12.000 operai forestali. No, insomma, c'è un limite a tutto. A me va bene che ci siano 12.000 operai forestali, va benissimo. È una regione che ha bisogno di assumere gente e di tenerla occupata. Ma è un delirio consentire che il bosco venga mangiato dalle fiamme con tutta questa gente qua. Ecco. Quindi ci sono delle riflessioni. Ultima però, voglio chiudere, come vedete non ho parlato dell'altopiano perché è quasi impossibile rimanere nel piccolo di fronte a questi problemi. A me pare che io mi aspetto che dalla classe politica venga un'indicazione. Noi siamo ricchi di foreste, molto più di prima, molto più di prima. Le foreste crescono, producono legname. Questo legname deve rimanere in Italia, deve essere trasformato e deve rimanere il carcere della CO2 con cui questo legname è cresciuto, grazie al quale è cresciuto. E invece noi perdiamo segherie ogni giorno in Italia.
noi dobbiamo trasformare questo legname e dare una destinazione. Per dare una destinazione ci vogliono scelte politiche, cioè la classe politica deve fare dei provvedimenti che stimolino l'impiego di questo legname per fare travature, per fare pavimenti, per costruire case di legno. Se uno fa una casa di legno dove va ad abitare, deve avere il premio, non deve pagare di più, quella casa deve costargli meno. Ecco che allora il flusso, cioè la catena che è stata illustrata dal direttore generale Alessandro Stefani, grazie a Dio che c'è qualcuno di noi nei posti che contano. Ecco, quella catena deve fare un passo in più. Deve anche stimolare il politico a fare provvedimenti per rendere interessante l'utilizzo del legname italiano in Italia. Quindi in altopiano si sta bene, non abbiamo frane, abbiamo pochissimi corsi d'acqua, non abbiamo incendi, pochissimi. Nel Veneto, io ho visto la statistica, 46 ettari di incendio. No, ho appena scritto un articolo sul Vesuvio, nel 2017 sono andati bruciati 2000 ettari di bosco solo sul Vesuvio, quindi in tutto il Veneto 46 ettari è veramente una sciocchezza. Quindi tutto sommato resistiamo, la foresta resisterà anche dopo Vaia. L'altopiano ha perso un 10,5% del bosco, vuol dire che l'altro 89% è rimasto in piedi, la foresta ha resistito. Adesso subirà un altro attacco per il bostrico, bene, ma resisterà ancora. Nel Parco Nazionale del Foreste Bavaresi, dopo l'attacco del bostrico, decisero di non far niente e ora quel bosco è stato sostituito dalla natura, non c'è più abete rosso, ci sono in gran parte latifoglie. I tronchi furono a un certo punto, dopo essere stati lasciati in piedi, furono tagliati perché diventavano pericolosi le piante secche in piedi. Ora, noi non faremo questo probabilmente, ma il bosco resisterà. Ecco. E tuttavia le ferite che ha subito hanno già dato dei frutti negativi. La Valdassa, che è un corso d'acqua inesistente, se non durante le grandi alluvioni, è stata scavata dall'acqua di pioggia, cosa che non era mai successa negli ultimi 20-30 anni, 40. Avevamo visto un prato dove pascolavano le pecore in transumanza. L'altro giorno, passando, ho visto che era stata scavata, cioè la mancanza di quei boschi a destra e a sinistra della valle ha provocato un aumento, un accorciamento del tempo di corrivazione, come viene chiamato, cioè del tempo che ci mette l'acqua di pioggia ad arrivare al fiume, al fondovalle, rendendo il tutto più erosivo. Quindi la mancanza di boschi provoca erosione. Dobbiamo correre ai ripari da questo punto di vista, certamente, però noi crediamo che ce la faremo. Grazie Daniele. Ci alterniamo alla console. Non è vero che non hai parlato del bosco di Asiago, hai fatto continuamente riferimento e hai soprattutto messo l'accento su alcune criticità che sono emerse. Certo, ad Asiago non mancano le strade forestali, però abbiamo visto che in modo drammatico anche ad Asiago manca la capacità di lavorazione, manca la capacità di usare per esempio i sottoprodotti che nella vicina Trento non solo hanno le segherie ma hanno anche le reti di teleriscaldamento, quindi anche quello che magari è un prodotto marginale, raccolto dopo 2 o 3 anni in Vaia che ormai non vale più niente, loro lo sanno valorizzare. Ecco. Volevo solo fare una battuta su quello che tu dicevi, che ogni volta mi fa proprio accapponare la pelle. Non solo diamo fuori, svendiamo perché abbiamo venduto a prezzo di realizzo da fallimento sostanzialmente il valore dei nostri boschi dopo Vaia, i lotti di abete rosso hanno perso il 60-70% del valore che avevano prima, con perdite economiche enormi per le comunità locali. Ci sono sindaci che oggi proprio di nostro altopiano di Asiago ci dicono: io
consegno comune a qualcuno, cioè senza le entrate Enego, senza le entrate dei Boschi e Marchesi, oggi consegna le chiavi, non può più far chiudere il bilancio. Ha perso il 30% del bosco. Ok. Complessivamente 10. Quindi dobbiamo vedere anche queste dimensioni, ma quello che mi fa rabbia è che quel valore aggiunto enorme di quei milioni di metri cubi di legname che sono andati via, perché quelli che sono restati a terra va bene, paradossalmente valgono di più quelli che saranno fertilità, eccetera. Ma all'Austria, che abbiamo di fatto regalato, hanno fatto l'affare del secolo con le loro ditte che sono venute a portarsi via centinaia di migliaia di metri cubi dei nostri boschi, il paradosso è che non compriamo solo le tavole o i pannelli X-Lam o le travi lamellari, ma portiamo a casa anche la segatura. Dopodiché ce la vendono come pellet bianco austriaco, perché il pellet, penso lo sappiate tutti, è la segatura delle segherie. Quindi riusciamo anche ad andarci a ricomperare con un valore aggiunto mostruoso. Scusatemi, mi viene il dialetto in questi momenti, devo ricomprarsi a segatura, insomma. Ecco. Questo mostra le criticità. E allora in un certo senso, Daniele, hai dato il là al nostro ultimo relatore, e quindi chiamo Federico Correale, collega a Veneto Agricoltura, e Federico ci racconta forse una puntata che parte del rapporto, ma che non conoscevamo, e in un certo senso ve la diamo in anteprima questa sera, perché a causa di Vaia, una delle cose positive, quindi lo stress test, qualcosa ha prodotto, non solo abbiamo deciso dico un po' anche ad Alessandra Stefani, che ringrazio perché è ancora qui, ci aveva detto che andava prima delle 6, ma vedo che è ancora qui incollata, che ci vuole ascoltare, grazie veramente, ma abbiamo preso un altro spunto, cioè abbiamo deciso di andare a far parlare la filiera. E quindi abbiamo riunito a scala regionale il tavolo della filiera foresta legno. Quindi per la prima volta, a causa di Vaia, abbiamo voluto mettere insieme tutti gli attori e farli parlare. Adesso Federico ci racconterà che cosa è venuto fuori da questo tavolo di filiera. Io spero che se qualcuno anche di chi ci sta ascoltando, se qualcuno di quelli che sono in sala potranno poi fare da portatori di istanze alla politica regionale, questo tavolo di filiera vuole molto parlare alla politica regionale per dire, questi sono i fattori critici, come potremmo venirne fuori. Allora a te Federico, grazie. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Gli stimoli anche negli interventi precedenti sono molti effettivamente, e devo dire che in un breve intervento non è facile dare il senso della complessità delle sfide e di quello che in qualche modo ci ha mostrato questo evento, se vogliamo eccezionale. Come è stato detto, non è eccezionale per l'Europa, è stato eccezionale per l'arco alpino. Nei decenni che precedono il nostro abbiamo avuto eventi in centro Europa che hanno portato a terra fino a 100-200 milioni di metri cubi di legname. Tanto che alcuni paesi, cito su tutti la Francia, sulla scorta di queste tragiche esperienze hanno messo a punto dei veri e propri piani di emergenza nazionale che scattano quasi in automatico nel caso dovessero verificarsi eventi di questo tipo. Noi siamo stati trovati impreparati. Il primo evento di questa portata ha sicuramente scioccato un po' tutti noi, perché questa immagine che abbiamo visto, io penso che tutti noi, io non l'ho mai vista in vita mia nel nostro paese, penso che molti di voi abbiano avuto la stessa sensazione, quasi una sorta di apocalisse in montagne che siamo abituati a vedere in ben altra veste. Allora, che fare? Io ho un po' l'onere di dare un quadro sia delle strategie, delle possibilità che Vaia in qualche modo ci ha offerto, diciamo, guardiamo col dritto della medaglia, sia anche a livello metodologico di come procedere. Il tempo a disposizione mi dà l'opportunità di mostrare solo una prima parte dell'intervento che avevo preparato, ma penso che sia più che sufficiente per dare un quadro di come stiamo lavorando. Ecco, prima Vaia e dopo Vaia. Dopo Vaia noi abbiamo avuto una fotografia delle criticità che soprattutto gli operatori del settore forestale avevano probabilmente già ben presenti, ma ci sono state come mostrate tutte contemporaneamente e in un momento in cui invece bisognava agire in tempi molto veloci. Un po' di numeri li trovate anche sul rapporto. La tempesta Vaia ha portato a terra quasi 10 milioni di metri cubi,
una stima va dagli 8 ai 10 milioni di metri cubi di legname nelle varie regioni che sono state colpite. Parliamo nel Veneto di circa dai 2 ai 3 milioni di metri cubi che sono andati a terra, con 41.000 ettari colpiti. Sono numeri che noi non avevamo mai visto prima, e qui c'è un dato di paragone, vedete, siamo intorno a 7 volte quello che il nostro sistema paese a livello di segherie può lavorare a livello nazionale in un anno. Voi capite che è chiaro quello che è stato detto, cioè il sistema non era in grado e non è in grado oggi di assorbire queste quantità di materiale a terra. A livello di prezzi devo dire, qui io non mi soffermo, anche perché le competenze sarebbero quelle di un economista, sono state fatte molte analisi su questo fronte. In realtà è molto difforme il quadro. Qui viene citata questa vendita del Comune di Belluno, è andata su tutti i giornali, è stata citata anche dal professor Pettenelli in alcuni suoi interventi. Solo il Comune di Belluno ha venduto oltre 17.000 metri cubi di legname direttamente a compratori cinesi. Ma tramite passaggio con uno Stato, a noi confinante come l'Austria, che ha un sistema forestale invece che è strategico a livello nazionale, io dico sempre che l'Austria, e lo dico non sempre positivamente, per l'Austria la segheria inizia dal bosco, cioè c'è continuità fra il bosco e un pezzo della segheria sostanzialmente. Noi siamo strutturati in modo diverso, secondo me potremmo avere un sistema più intelligente, ma in questo momento è un sistema fortemente carente. Ecco, una prima considerazione da fare al di là delle strategie di sistema e di filiera è questa: cosa facciamo in questi enormi buchi che sono rimasti nella nostra foresta? Il dibattito è apertissimo in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, si sono ripetuti e abbiamo avuto occasione di discutere in convegni, interventi, studi. Diciamo che i due estremi delle strategie sono quelli che vedete qui: il non far nulla, l'idea che il bosco si rigenera, la natura fa il suo mestiere e quindi in qualche modo queste aree verranno in ogni caso coperte da un manto di vegetazione negli anni, oppure intervenire per contro in maniera del tutto artificiale, rimboschendo nuovamente queste aree. Qui non è citata una terza via che è stata brevemente citata. Una valutazione va fatta su come mai alcuni boschi sono stati colpiti di più e altri meno. Proprio recentemente in alcuni sopralluoghi fatti con colleghi forestali nell'ambito di un progetto LIFE che abbiamo attivato, che porta proprio il nome della tempesta, LIFE Vaia, abbiamo avuto e toccato con mano come le aree disboscate da Vaia si differenziano evidentemente per quello che è la loro origine. Cioè si vede benissimo dove il bosco da un secolo è cresciuto su ex pascoli, che magari invece da molti secoli erano gestiti come pascoli, e dove invece il bosco è stato abbattuto dove già c'era bosco. Ecco, questo significa che una valutazione andrebbe fatta a livello di pianificazione delle attività dell'uomo in montagna e sull'eventualità anche di non far ritornare il bosco in alcune aree, dove evidentemente la fragilità della copertura boschiva ha mostrato come probabilmente altri utilizzi potrebbero essere altrettanto interessanti. Ricordo tra l'altro che una gestione intelligente e sostenibile delle aree pascolive non va sempre a detrimento della biodiversità, cioè una biodiversità enorme legata alla gestione, a una gestione sostenibile dei pascoli, dei prati di montagna. Tornando a queste due opzioni, ovviamente con tutte le loro declinazioni intermedie, noi dobbiamo fare una serie di considerazioni che sono complesse, ovvero il non fare nulla è possibile, affrontare tutte le fasi vegetazionali che portano nuovamente alla presenza del bosco è possibile. Abbiamo una costruzione di bosco che dura decine o centinaia di anni, durante i quali sostanzialmente l'attività antropica è fortemente compromessa. Un bosco naturale che cresce è un bosco usualmente di difficile utilizzazione e di difficile frequentazione anche da parte dell'uomo. Per contro, nelle aree dove attualmente non si è asportato il legname, quelle più di difficile raggiungimento, eccetera, assistiamo a un riscoppio di vegetazione
e di biodiversità estremamente interessante. Sarà molto interessante verificare, ad esempio, in queste aree quale conseguenze ha questo riscoppio di vegetazione del sottobosco su altri elementi delle biocenosi, degli ambienti di montagna, ad esempio quella faunistica. Rimboschire è una soluzione possibile. Rimboschire ovviamente facendo tesoro delle esperienze, probabilmente in alcune aree il bosco puro di abete rosso non si è rivelata la scelta più oculata, ma è innegabile che l'economia di montagna è un'economia che si basa sulla gestione e sulla coltivazione del bosco. Quindi in molti casi la valutazione che stiamo facendo è che un rimboschimento potrebbe essere un modo per accelerare i tempi della natura e orientare le forme del bosco verso realtà più in qualche modo praticabili anche da un punto di vista della vita economica della nostra montagna. Ecco, un tassello importante è però considerare l'aspetto temporale. Se 100-150 anni ci vogliono per avere gli abeti che abbiamo visto abbattere da baia, noi dobbiamo considerare che il contesto attuale è un contesto veramente nuovo rispetto ad allora. Il cambiamento climatico ci porta a degli scenari di modello che danno, come vedete qui sono citati più 2, più 6, nella migliore delle ipotesi abbiamo più 2, più 3 gradi centigradi in più fra 100 anni sul nostro pianeta e anche nelle nostre montagne. Questo significa, a livello di media, che molto probabilmente, soprattutto le fasce più basse della nostra vegetazione forestale, saranno fortemente interessate da una variazione di clima che non è usuale per l'evoluzione naturale della foresta. La foresta la natura si adatta ai cambiamenti climatici, ma cambiamenti climatici che avvengono in migliaia o milioni di anni, non in pochi decenni come quello a cui stiamo assistendo adesso. Il rischio quindi è che la natura paradossalmente rigeneri un bosco non adatto a quello che sarà fra 100 anni. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma la natura si autoregola. Certo, probabilmente questo bosco potrebbe andare incontro a situazioni di forte crisi, che poi vengono dalla natura nuovamente sostituite e alla fine di un'altalenanza tra crisi e ricrescita, avremo poi un bosco più stabile. Ma l'uomo che vive in montagna è in grado di affrontare questo tipo di scenari. Ecco, capite perché quindi il rimboschimento diventa importante. Un rimboschimento che però deve guardare lontano. Qui si parla di migrazione assistita, c'è un grande dibattito sul fatto di sostituire le provenienze di seme delle piantine utilizzate nei rimboschimenti o addirittura sostituire le specie in alcune fasce vegetazionali con le specie che presumibilmente saranno più adatte fra un secolo. Ovviamente con molta attenzione, con un forte supporto scientifico della ricerca, per non fare errori gravi di cui pagheremo ovviamente il conto fra qualche decennio, e una grande prudenza. Però questa è una valutazione che va fatta. Il bosco fra 100 anni non può essere il bosco che è andato a terra per effetto della tempesta Valle. Ecco. Altro elemento invece sul fronte economico e dell'attività umana, ricostruire le filiere. È stato detto che è stata messa in moto una totale dissociazione fra la foresta e l'industria del legno. La dissociazione già c'era, purtroppo lo iato che c'è fra le diverse sezioni della filiera, con alcuni buchi anche clamorosi, è stato messo proprio in piena evidenza. Devo dire con una certa difformità sul territorio, nel senso che ci sono zone, aree e regioni colpite da vaia dove in qualche modo la struttura produttiva delle imprese boschive, eccetera, ha reagito in maniera migliore, e altre invece dove ci si è trovati totalmente sguarniti. Lo vediamo anche nella nostra regione, in alcune aree, quelle con maggiore tradizione di utilizzazione boschiva, si è riusciti a fare qualcosa, anche se poi il bostrico purtroppo sta colpendo nello stesso modo in Trentino come nelle valli del Feltrino, facendo due esempi diciamo diametralmente opposti in termini di risposta della filiera. Ecco. Quindi l'importante è pensare che oltre ai boschi bisogna ricostruire le filiere e ricostruire una filiera che già prima di baia
era in forte crisi, perché non è che Vai ha provocato la crisi, Vai ha evidenziato uno stato evidente di crisi. Allora, qual è la metodologia che stiamo cercando di seguire? È stata anticipata brevemente da Giustino Mezzalira. L'idea è quella di mettere intorno a un tavolo chi si occupa di legno. È un'idea banale, se vogliamo, ma far parlare soggetti che probabilmente da decenni non si parlano è il primo passo importante. È un tavolo consultivo. La risposta è stata una risposta notevole, interessante, perché noi abbiamo messo intorno a un tavolo, qui ho proprio gli appunti che ho preso nella prima riunione del tavolo di filiera, abbiamo messo a tavola associazioni di categoria, tutte le associazioni di categoria, alla fine i proprietari dei boschi, ovviamente i rappresentanti dei proprietari pubblici prima di tutto, ma anche i consorzi forestali, Confederforeste, le regole, le proprietà pubbliche, le proprietà comuni, le associazioni forestali, che sono la prima forma di aggregazione che abbiamo nella nostra regione, le ditte boschive, coloro che si occupano di filiere energetiche legate al legno, che come detto sono delle filiere che si occupano degli scarti, ma in alcuni casi possono essere le filiere portanti, dove il bosco è povero, dove c'è il cedo, dove oltre alla legna da ardere abbiamo una grande quantità di potenziale di scarti. Abbiamo poi chi si occupa di un uso industriale del legno, che è colui che ormai è totalmente scollato dalla realtà della produzione di legname nella nostra regione. Il mondo della ricerca, della formazione e gli ordini professionali. Quindi un parterre molto ampio a cui è stato sottoposto la più classica delle analisi SWOT. Quindi sapete bene, l'analisi SWOT è basata su punti di forza, di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce, per poi arrivare a un primo quadro di proposte che vengono dal tavolo. Poi sono state queste elaborate evidenziando i focus su cui si può lavorare a livello di strategia complessiva. Ecco, chi ha risposto al questionario, qui vedete l'elenco, non tutti i partner hanno risposto, ma devo dire che la risposta è arrivata dai settori più importanti della filiera, e questo è quello che importa. Ecco, quali sono gli elementi? Io qui ho elencato solo quelli di primaria importanza, quelli che hanno ottenuto un punteggio, tra virgolette, a livello proprio di indici maggiori. Il partenariato ha indicato come punti di forza la disponibilità, la qualità e la varietà della materia prima. Questo già non è scontato, perché noi siamo abituati a dire sempre che noi siamo un paese ricco di boschi poveri. Il Veneto non è tanto così. Abbiamo delle aree con delle eccellenze a livello di qualità e di quantità del materiale. E il partenariato ne ha la piena coscienza. La capacità imprenditoriale delle piccole e medie imprese è un punto di forza della nostra regione, è stato ed è un punto di forza della nostra regione, forse nelle filiere forestali è una fra le filiere dove è meno espressa questa potenzialità, ma la capacità è comunque un punto di forza. E l'altro punto di forza è che noi cominciamo ad avere una tradizione importante di foresta gestita e foresta certificata, che come vedremo sono altri due aspetti importanti. Ecco, questo tema è un tema importante. La gestione forestale non significa solo tagliare e portare fuori il legname dalla foresta, significa coltivare la foresta, ma consentitemi anche coltivare la cultura della foresta. Un elemento importante che secondo me diventa estremamente critico oggi, soprattutto per quella quota di popolazione della regione che vive lontano dalle foreste, che ha un'idea della foresta un po' da vetrina, un po' da televisione, un po' come dire... bravi, romantica sicuramente, ecco, e che però è la maggioranza della popolazione della nostra regione. Bisogna far capire, far comprendere, avvicinare la foresta a queste persone. I punti di debolezza, li abbiamo già in parte citati, la mancanza di moderne segherie e dipendenza dall'estero per i semilavorati. Questo è un punto chiave che però va analizzato con cura, perché c'è un motivo per cui le segherie da noi hanno chiuso negli anni e continuano a chiudere, e sostanzialmente noi non abbiamo un sistema di segheria che può rispondere probabilmente nemmeno a una parte di quello che ha prodotto la tempesta Vaia in un evento di una notte sostanzialmente. La mancanza di moderne segheria è un problema di filiera, è un problema di dimensioni, è un problema di competitività del sistema. E quindi non è semplice, non è sufficiente dire finanziamo nuove segherie. Come vedremo, ho usato la parola sistema,
uno delle chiavi potrebbe essere proprio questo termine, segherie di sistema, ovvero non la piccola segheria locale, ma soprattutto segherie che diventano elementi di collezione di materiale che arriva da consorzi, associazioni, da aree vaste, e quindi che possa consentire il trattamento di quella quantità di materiale legnoso che è un po' la soglia sotto la quale la segheria non riesce a essere competitiva. Subito dopo la nostra frontiera, in Austria, noi abbiamo segherie che lavorano fino a 1 milione di metri cubi all'anno, quando la taglia considerata minima perché da noi una segheria possa stare in piedi si attesta intorno ai 200-250 metri cubi, capite bene, 1000 metri cubi all'anno, quindi siamo sicuramente su una dimensione diversa. Non dobbiamo rincorrere la realtà austriaca, come ho detto prima, dobbiamo rincorrere una realtà di sistema nostra, italiana, perché il vantaggio che abbiamo noi è una selvicoltura molto più attenta all'ambiente, è un intreccio forte con i cosiddetti prodotti non legnosi del bosco, con le esternalità positive del bosco, che possono essere valorizzate e che paradossalmente vengono valorizzate di più all'estero su boschi molto meno dotati di biodiversità e di ricchezza dei nostri. Vedete poi altri due punti di debolezza gravi sono la frammentazione delle proprietà, è stato già citato questo elemento, la mancanza di consorzi e in generale di aggregazioni nel mondo forestale e uno sviluppo disomogeneo delle imprese nei vari settori che non dialogano l'una con l'altra. Le opportunità sono una molto crescente attenzione dell'opinione pubblica sul tema del rapporto fra sostenibilità ed economia, cioè l'economia sostenibile è il cavallo di battaglia ormai di tutte le filiere produttive nel nostro paese e lo sarà sempre di più con le linee di finanziamento legate al PNRR. Quello che manca ovviamente è una politica e poi vedremo quali sono le politiche. Le azioni di sostegno all'aggregazione delle prime lavorazioni sono un altro elemento chiave, ovvero i consorzi forestali, le associazioni possono nascere ma devono in qualche modo avvantaggiarsi di un catalizzatore iniziale e soprattutto la politica deve crederci. Un ultimo elemento importante di opportunità è il riconoscimento e la valorizzazione dei servizi ecosistemici dei boschi e su questo io credo i boschi della nostra regione possono veramente essere un'eccellenza. I rischi, li abbiamo citati prima, rischi biotici e abiotici dovuti al cambiamento climatico, questo è un rischio che va considerato, ovvero la pianificazione va bene, ma non dobbiamo escludere l'eventualità che un evento come Vaia possa ripetersi e non possiamo trovarci nuovamente impreparati così. Quindi quello che citavo prima, ovvero delle strategie nel cassetto di emergenza da attivare nel caso di eventi di questo tipo diventano un elemento chiave per poter reagire efficacemente a eventi di questo tipo. E in questo momento siamo ancora scoperti su questo fronte. L'opinione pubblica è un altro rischio, questa è orientata alla salvaguardia dell'ambiente, questo non è una cosa negativa in sé, è che l'immagine che si ha dell'impresa boschiva e delle filiere forestali è un'immagine legata a un danno. Quando si taglia una pianta si propone un danno, quando si asporta legname in qualche modo si assimila la gestione del bosco alla deforestazione. Ecco, qui passiamo attraverso un altro elemento che è la comunicazione. È importantissimo comunicare. Gestione forestale sostenibile vuol dire asportare una piccola quota, da noi anche troppo piccola, di quella crescita che abbiamo visto di quasi 500.000 metri cubi all'anno nella nostra regione. Ovvero, bisogna far capire alle persone che alla fine utilizzano il legno per i loro mobili, per i loro infissi, anche quelli più di pregio, che questo materiale non deve venire da lontano, può venire anche da filiere vicine. E ci sono anche già degli esempi interessanti in tal senso. Ecco, l'altro rischio è il depauperamento per abbandono delle superfici boscate. Questo ovviamente è legato comunque a una problematica complessiva di economia della montagna e anche qui le politiche sono politiche complesse, non legate solo alla filiera forestale. Ecco, queste sono alcune delle proposte del tavolo. Io sono già fuori tempo, faccio molto brevemente le categorie.
Le proposte del tavolo riguardano una migliore organizzazione della filiera, favorire l'aggregazione, favorire la creazione di consorzi e individuare i soggetti catalizzatori e facilitatori per questi percorsi. Le strategie commerciali, trasformare il legno da commodity a specialty, la brandizzazione, la valorizzazione del prodotto locale e delle provenienze, creare reti fra i consorzi e fra le altre sezioni della filiera, favorire l'acquisto di prodotti legnosi locali da parte di aziende locali e sviluppare una tracciabilità del legno. Oggi il legno non ha tracciabilità, il legno che vi arriva a casa non ha nome, non ha provenienza, non ha marchio, non ha nulla. Ecco, questa è una cosa su cui lavorare molto ed è una proposta venuta da questo tavolo. Comunicare, abbiamo detto, questo è già stato detto ed è fondamentale, comunicare l'origine del legno e poi le politiche. Pianificare la ripresa significa che se noi utilizziamo il 20% della crescita annua e l'Austria ne utilizza il 90%, senza arrivare a intervenire così pesantemente sui nostri boschi, abbiamo ampi margini per aumentare il prelievo, senza danneggiare minimamente la provvigione. Gestire in modo attivo le foreste, rendere più competitive le imprese, creare ricavi derivanti dalla gestione forestale, ovvero la foresta gestita deve dare valore aggiunto, aumentare le superfici certificate, perché la domanda di legname certificato è sempre in crescita e quindi dobbiamo rispondere in tal senso, aumentare la prevenzione e migliorare le opportunità di valorizzazione energetica delle biomasse legnose. Questo è un tema importante che si lega poi alle politiche energetiche del nostro paese, della nostra regione, che nelle aree montane, soprattutto in quelle non servite dal gas naturale, può diventare un elemento chiave di sviluppo. Il prodotto legno di scarto trasformato in una risorsa, ovviamente in filiere moderne, con sistemi di trasferimento del calore adeguati ai tempi, con metodi per bruciare la legna sostenibili, tecnologie di ultima generazione, eccetera, eccetera. Ecco, io chiuderei qua il quadro, mi spiace essere andato un po' lungo, ma come avevo premesso, il tema è complesso e meriterebbe molti approfondimenti. Grazie a tutti. Beh, allora i tempi più o meno sono quelli che ci eravamo dati, abbiamo preso 2 ore e abbiamo fatto. La formula della tavola rotonda è sempre difficile da organizzare perché poi inevitabilmente le relazioni assorbono, i relatori si concentrano sulla loro parte, però se tra coloro che sono qui in sala questa sera gli stimoli che abbiamo fornito suscitano qualche curiosità o anche qualche reazione da parte vostra, ovviamente penso, Filiberto, possiamo ancora tenere aperto il nostro canale per qualche minuto, se avete piacere. In attesa poi di ritrovarci per un momento conviviale, ecco, appena qui fuori nella sala attigua, se c'è appunto qualche osservazione da parte del... Quindi guardo la sala, se c'è qualche reazione, se qualcuno vuole portare un suo contributo, una sua considerazione, è nello spirito di questi incontri. Se invece ritenete che sia meglio che magari il nostro confronto, ecco, il confronto avvenga magari in modo più conviviale. Volevo solo, Filiberto, tirare un piccolo fil rouge finale di quello che abbiamo visto. Allora, abbiamo detto 3 anni fa succedeva Vaia, qualcosa di straordinario, di epocale, che ha scosso non solo i nostri boschi ma anche le nostre coscienze, di noi tecnici, dei cittadini. Tra l'altro una cosa straordinaria è stata la reazione dei cittadini. Ancora oggi noi vediamo in questo momento imprese, associazioni che vogliono rimettere a posto un pezzo di bosco. Non era mai successo prima una cosa di questo genere. Questo ci ha ancora più stimolato a fare una foto per capire dove siamo, cos'è questa benedetta foresta veneta. Cosa sono le filiere che funzionano tutte, non solo quelle della materia prima, ma anche quelle dei servizi, i servizi ecosistemici, come vengono chiamati oggi. E in conseguenza di questa analisi, il Veneto Agricoltura ha organizzato questo tavolo. Anche questa è una grande novità. Purtroppo Federico ha avuto poco tempo per raccontare la ricchezza di spunti che sono venuti fuori. Noi adesso questi spunti li abbiamo raccolti in documenti, li stiamo trasferendo verso il decisore politico.
È stato detto più volte, l'ha sottolineato con forza, forse più di tutti, forse anche perché può permettersi di essere un pensatore libero, Daniele, che scrive tanto di foreste attraverso i suoi libri. Ecco, adesso in un certo senso, Filiberto, quello che tutti stiamo aspettando è che la politica, quella con la P maiuscola, quella alta del governo, dell'economia, del territorio, dia una risposta. Noi veneti veniamo da secoli di tradizione altissima, siamo la regione dove grazie alla Serenissima è stata inventata la selvicoltura, abbiamo foreste storiche che da secoli coltiviamo come nessun altro ha fatto al mondo. Ecco, forse negli ultimi anni ci siamo un po' persi, il mio auspicio è che quello che è successo con Vaia ci permetta veramente di reagire come abbiamo sempre fatto come comunità e rimettere in moto tutto quel meraviglioso mondo che sta intorno alle foreste. Io ringrazio veramente Fondazione di Storia per averci dato questa sera un'opportunità tra di noi anche di dialogare, di farci ascoltare da chi pazientemente ci ha aspettato qui in sala e soprattutto da coloro che ci hanno seguito a distanza. Sperando di aver fatto qualcosa di utile per voi questa sera, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, allora a nome della Fondazione io rinnovo i ringraziamenti a tutti voi che siete stati qui ospiti, a coloro che da lontano hanno ascoltato le nostre narrazioni. L'attenzione della Fondazione verso il tema montagna continua. Sabato 13 novembre ci sarà un convegno su un tema che spesso è trascurato, ma comunque è importante: insegnare in quota, insegnare in montagna dopo la crisi. Ecco, e ci soffermiamo anche su questo aspetto. Quali sono le nuove prospettive di insegnamento? Come deve muoversi anche la politica di orientamento? E concluderemo questa fase sabato 27 novembre sul tema sanità, sistema sanitario dopo la crisi pandemica. Diciamo dopo perché è un auspicio, forse siamo ancora nel pieno della tempesta. Ecco, quindi come vedete la Fondazione si muove su vari filoni tematici, tutti ugualmente importanti, ma l'aspetto che caratterizza queste iniziative è quello di essere iniziative interdisciplinari, perché intervengono cultori della disciplina, intervengono studiosi, ricercatori, professori universitari, professionisti con varia sensibilità. Ecco, quindi se credete noi siamo sempre più pronti ad accogliere anche le vostre proposte e riflettere insieme a voi su questi temi, sulle nostre montagne venete. Grazie a tutti, buona serata. Ecco, ci portiamo qui in questa sala per